benvenuti a tutti al nuovo appuntamento con le pillole del diritto della scuola del popolo. Oggi parleremo dell'IMU, in particolare quando l'IMU grava su una casa in comproprietà. La domanda è: da chi deve essere pagata? Come sappiamo, l'imposta municipale unica, IMU, è la tassa sulla proprietà degli immobili e va pagata per le prime case solo qualora vengano considerate di lusso. Si paga sempre per la seconda abitazione. Succede non di rado che la proprietà di un immobile spetti a più soggetti secondo quote. Si pensi al caso di più fratelli che siano succeduti nell'eredità del proprio genitore e tra i quali si sia così formata una comunione. A questo punto la contitolarità può generare situazioni fiscali diverse a secondo del patrimonio immobiliare di ciascuno dei proprietari. Per alcuni di questi casi, difatti, l'abitazione potrebbe essere prima casa e come tale soggetta all'esenzione, mentre per gli altri no. Una domanda che spesso si pone è: cosa succede? Chi dovrà versare le imposte sulla casa? Si può verificare una situazione di IMU pagata da un solo proprietario? Cerchiamo di fare il punto della situazione alla luce di quanto prescrive la legge. Prima di entrare nel vivo del discorso, dobbiamo chiarire un aspetto fondamentale in merito all'obbligo di pagamento dell'IMU in tema dell'imposta sugli immobili. Quando si verifica una comproprietà tra più soggetti, non vige la regola della solidarietà passiva, come avviene nella regola normalmente. In buona sostanza, il comune non può chiedere il pagamento dell'intero IMU a uno solo dei comproprietari, lasciando a questi poi l'onere di rivalersi contro gli altri per le rispettive quote. Al contrario, il fisco locale deve spezzettare l'IMU tra i vari comproprietari e rivolgersi a ciascuno di questi chiedendo solo il relativo importo. In questo modo, se uno dei soggetti obbligati non dovesse versare la quota d'imposta su di lui gravante, gli altri non risponderanno in alcun modo. Secondo la disciplina IMU, dunque, ciascun comproprietario, ad esempio ciascun erede, è responsabile autonomamente della propria obbligazione tributaria. Così, ad esempio, in caso di immobili in comproprietà tra i due coniugi o tra i due fratelli in comunione ereditaria, ciascuno non risponde dell'omesso o insufficiente versamento dell'IMU da parte dell'altro comproprietario. In caso di un'abitazione in comproprietà al 50% tra due fratelli, ognuno è soggetto passivo e quindi obbligato IMU nella misura del 50% dell'importo complessivamente calcolato. Sarebbe dunque legittima la richiesta del comune nei confronti di un solo comproprietario di pagamento dell'intero IMU. Insomma, in caso di comproprietà su una casa o altro immobile, si avranno tanti debiti fiscali per quanti sono i titolari del bene e non uno solo. Come è noto, l'IMU non è dovuta sull'abitazione principale. Tale è l'immobile ove il contribuente risiede e dimora abitualmente con la propria famiglia. Quindi, nell'ipotesi piuttosto inverosimile che tutti gli eredi vivano all'interno della casa, nessuno di questi dovrà versare l'IMU. Ma che succede se la casa in comunione ereditaria viene data in comodato a un solo erede? Per esempio, se Tizio ha ereditato insieme ai suoi due fratelli, Caio e Sempronio, la casa del padre, Tizio ha ottenuto dai coeredi la possibilità di vivere all'interno dell'immobile per 5 anni in comodato gratuito, in attesa di poter acquistare un proprio appartamento. Tizio fissa la residenza all'interno dell'immobile. Gli altri coeredi, ovviamente, hanno una propria diversa residenza. Chi deve pagare l'IMU? Chi ha l'uso o il diritto di abitazione e occupa tutta la casa, oppure ciascun coerede in base alla propria quota deve pagare? In tali ipotesi il comune dovrà richiedere il versamento dell'IMU nei confronti di chi vive all'interno dell'immobile, atteso che per quest'ultimo si tratta dell'abitazione principale. Il comune dovrà invece pretendere la quota IMU dagli altri comproprietari come seconda casa in base alle rispettive percentuali di possesso. Quindi i comproprietari che non utilizzano l'immobile come propria abitazione principale sono tenuti a corrispondere l'IMU. Nel caso specifico, il comproprietario che utilizza l'immobile come abitazione principale lo fa in base al fatto di possedere una percentuale dello stesso e in base ad un comodato tacito da parte dei fratelli e non in base ad un diritto reale di abitazione costituito a suo favore.
Gli altri coeredi hanno diritto ad ottenere un indennizzo di occupazione per la mancata utilizzazione del bene? Questa è una domanda che molto spesso viene posta. Sul punto vi sono orientamenti contrastanti. L'orientamento giurisprudenziale più recente opera peraltro un'importante distinzione fra l'immobile in cui viene locato a terzi anche da uno solo dei comproprietari. In questo caso il canone di locazione incassato dal terzo conduttore dell'immobile comune deve essere spartito tra tutti i comproprietari. Oppure l'immobile utilizzato da uno solo dei comproprietari se gli altri coeredi hanno chiesto la disponibilità di utilizzare l'immobile in virtù del diritto di proprietà anch'essi spettante, il coerede che lo abbia goduto in via esclusiva è obbligato ad indennizzare gli altri per la mancata disponibilità del bene. Viceversa, se non vi è stata la richiesta di condivisione, gli altri coeredi non hanno diritto ad ottenere un indennizzo. Vi ringrazio, per oggi ho terminato, al prossimo appuntamento. Buona giornata.